Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta, canale 640 del Digitale Terrestre e pagina Facebook. Io sono Giorgia Preti, diamo il benvenuto a Elisa Corradini, atleta e dirigente di West Verona Volley. Benvenuta. Ciao, grazie a voi dell'invito. Allora, dunque, Elisa, insomma, atleta e dirigente, io sottolineerei la parola atleta, perché tu giochi ancora a pallavolo. Sì. Complimenti, insomma. Grazie, ci proviamo. Ci provate, poi ne parleremo anche della squadra. Ma insomma, inizierei un attimo parlando della società. Quindi, West Verona Volley, qual è stata un po' la genesi dell'azienda, della società? Allora, West Verona Volley nasce da... intanto è un nome d'arte, nel senso che la società effettiva è Verona 3 Volley. Si chiama West proprio perché prende il territorio ovest di Verona, quindi zona San Massimo, Chievo. Nasce dall'unione appunto di due società della zona, Verona 3, che è una società storica nata ancora negli anni 70, e una società molto più giovane, nata alla fine degli anni 90, che era il Volley Chievo. Abbiamo unito le forze, come è un po' la tendenza un po' di tutte le società adesso, perché data l'offerta, l'aumento dell'offerta sportiva e la disponibilità anche, mi viene da dire, dei genitori ad accompagnare rispetto a una volta, si accompagnano i figli in capo al mondo pur di fargli fare le attività che desiderano, i numeri cominciavano a calare, quindi c'era necessità di collaborare almeno nelle zone limitrofe, quindi Chievo, San Massimo nel nostro caso. E di conseguenza, insomma, siete qua. Ecco, prima di parlare, insomma, della squadra in cui giochi, che diciamo è la chicca di questa intervista, mi piace molto, io andrei a chiederti un attimo come avete gestito anche la questione pandemia, chiaramente Covid-19, anche perché insomma avete anche tanti ragazzini, tanti bambini insomma che giocano con voi. Allora, purtroppo soprattutto i piccolini, quindi parliamo di elementari, diciamo, sono stati bloccati per tutta la scorsa stagione e parte di quella precedente, perché comunque da marzo abbiamo dovuto chiudere. Fortunatamente le squadre invece iscritte a campionati detti di interesse nazionale hanno potuto continuare con tutte le attenzioni del caso, però chiaramente ci troviamo adesso ad avere una sorta di buco a livello proprio formativo, chiamiamolo così, perché comunque i ragazzini di una certa fascia d'età sono rimasti fermi per un anno, quindi un anno abbondante. E adesso abbiamo ripreso regolarmente, con tutti gli accorgimenti, ripeto, della situazione, e devo dire bene, perché i numeri ci sono. Non siamo una società con grandi numeri a livello di squadre, però insomma abbiamo 2 under 12 e tutto il settore mini volley con numeri interessanti. Insomma, quindi c'era voglia di tornare anche a stare insieme, forse soprattutto tra i bambini. Assolutamente sì, e forse questo boom, dato anche probabilmente dalla vittoria delle nazionali, esatto, sia femminile che maschile, nasce comunque da una voglia di tornare a stare insieme in un ambiente comunque ludico, ecco, seppur educativo. Assolutamente. Tra l'altro adesso qua, se la regia ci manda la foto, qua vediamo una foto dei bambini di tutte le società che poi vengono messe sotto il cappello, il grande cappello di Arena Volley Team. Esatto, come West ne facciamo parte, anche noi siamo ad altre società. Qua eravamo delle feste che organizzavamo prima della pandemia per i bambini del mini volley. Questa era addirittura una festa di Santa Lucia dove è arrivata anche Santa Lucia. Allora giustamente erano tutti lì ad aspettarla. Ad aspettare Santa Lucia. Esatto. Beh, insomma, un bel numero anche di bambini, quindi insomma è bello anche che si sia ripreso, perché giustamente dopo un anno e mezzo di stop, insomma, la situazione cominciava a essere insostenibile, soprattutto per loro, ecco, soprattutto per i più piccoli. Bene, e adesso è arrivata il momento della chicca. Allora, Elisa, tu giochi ancora, atleta, insomma, com'è possibile che ci sia una squadra con così tanta esperienza, e dico tanta esperienza, e tra l'altro siete anche forti? Allora, abbiamo una prima squadra, diciamo, passiamo dall'Under 12 direttamente alla seconda divisione, e adesso dove abbiamo un'età media sui 40 anni, di fatto siamo credo la squadra più vecchia del campionato, facciamo da anni la seconda divisione con un exploit, una promozione in prima divisione qualche anno fa,
ma con successiva retrocessione vabbè, immediata, insomma. perché la nostra categoria evidentemente è quella. L'obiettivo è sempre una media classifica, una salvezza, diciamo, senza playoff possibilmente, e finora ci siamo riuscite. Partiamo da una piccolina che noi chiamiamo la nostra cucciola, che è Silvia, di 25 anni, per arrivare poi alla più grande, la più matura, Esatto. di 49. Quella con più esperienza. Quella con più Ecco, esperienza, esatto. ecco. Insomma, No, è peculiare, cioè insomma non si vedono tante credo squadre che, di credo volley. che facciamo parte della squadra più vecchia di tutto il campionato. Beh, però ve la cavate anche bene, Sì, cioè insomma. sì, perché appunto ci salviamo sempre, giochiamo, una cosa buffa è che ci troviamo a giocare contro ragazzine dell'età dei nostri figli, con genitori sugli spalti della nostra età, però devo dire che facciamo sempre la nostra figura. Quindi insomma, prima dell'intervista qualcuno ti chiedeva, vi prendono in giro? No, assolutamente. No, anzi, i genitori che sono i nostri coetanei spesso ci fanno anche i Apprezzano. complimenti, ma forse più che per il gioco, per la grinta. Insomma. Comunque Ma tra l'altro c'è anche una questione di soggezione magari trovarsi davanti, cioè, mi metto nei panni Può magari di essere. una squadra di ragazze insomma molto giovani, con magari anche poca esperienza, si trovano davanti invece una squadra con insomma donne mature con anche un'esperienza piuttosto consolidata. Sì, assolutamente, cioè, tutto aiuta, perché sull'atleticità qualcosa insomma. perdiamo, però devo dire, no, è un bel momento per noi, perché comunque, e ti dico, dicevo anche prima, devo spesso dire di no a qualcuno che ci chiede, perché comunque è un momento per uscire dalla routine Certo. quotidiana, il lavoro, i Certo. figli, è un momento per stare insieme, ci si diverte alla fine. È proprio una compagnia, ecco. Immagino, infatti. Ecco, e per quanto riguarda, visto che ci sono ragazze, insomma, ci sono giocatrici che magari dovete lasciare fuori perché c'è troppa richiesta, cosa fate? Una selezione, fate un casting? No, facciamo un po', portiamo avanti il gruppo dell'anno precedente, Ok. e poi valutiamo anche un po' in base ai ruoli a volte, perché spesso è capitato di trovarsi sguarnite di qualche ruolo, allora magari si dà precedenza a quello rispetto Certo. ad altri. Poi c'è sempre il giro, quelle che si sposano, quelle che hanno i figli, allora Certo. entrano di quelli che C'è invece il i figli ricambio hanno già poi. finito di farli, esatto, di crescerli. C'è un E ricambio, man mano, ecco. chiaro. Ecco, il campionato adesso quando è cominciato? E cominciamo i primi di novembre. Ah, ok, 17, quindi ancora mi pare, il la 12. prima squadra da battere? La prima da battere, se che adesso non mi viene in mente, forse Arbizzano? No, Arbizzano, non beh, mi insomma, ricordo, non mi ricordo. comunque, insomma, io vi faccio un grande in bocca al lupo perché Grazie. ve lo meritate e anzi complimenti, Grazie. perché insomma, non ce ne sono tante, anzi zero No, squadre direi. di questa età, ma non solo nel volley, cioè, anche in altri sport è la prima volta che mi capita e sono molto contenta di averti qua. Infatti quando dico che gioco ancora mi dicono ma fai gli amatori? No, allora no, con orgoglio esatto. dico no, facciamo ancora categoria. Esattamente, perché appunto gli amatori, di squadre di amatori ce ne sono veramente tante, anche per esempio nel basket, li abbiamo Sì. intervistati, però siete in seconda categoria e accidenti, complimenti a voi. Grazie. Ecco. Riferirò. Esatto, sì, assolutamente. Bene, e allora insomma Elisa, io ti ringrazio di essere stata mia ospite qui oggi. Grazie a te. E in bocca al lupo davvero. Magari dopo a fine campionato vengo a dirvi com'è andata. Esatto, brava, speriamo di avervi portato fortuna. Esatto. Bene, e allora grazie, alla prossima. Grazie. E adesso spazio alla musica e noi torniamo tra poco con nuove attività, nuove interviste e poi ovviamente il GR locale. A tra poco. Vanno in casa, che fosse, Ecco, guarda. datemi un